Una testimonianza da Porto Empedocle a un cittadino che non riceve acqua da tempo. Ecco, quali sono le problematiche da lei anticipateci poco fa? Allora io le dico solo una cosa, che acqua arriva quando arriva una volta o 2 volte alla settimana, 2 giorni consecutivi, acqua a quinto piano non arriva. Dove abita lei? Identifichiamo la zona. In via Siracusa numero 2. A Porto Empedocle. Prima c'erano le autobotte che si potevano chiamare, ora ce l'hanno tolti e quelle che non abbiamo acqua possiamo morire. Io questo solo voglio dire ai signori dell'AICA e non mi interessa chi sono e chi non sono. A me mi interessa che una persona apra il rubinetto e trova un pochettino d'acqua, che nelle mie condizioni lo di bisogno. Vi ringrazio. Ogni quando arriva l'acqua? Dovrebbe venire ora lunedì, dovrebbe venire lunedì e martedì. Ma lei abita in un condominio o in una villetta sola? In una palazzina. E come mai non arrivano le autobotti e prima arrivavano? No, perché adesso le hanno tolti e l'AICA non li manda. Ma lei ha chiesto all'AICA, ha parlato con l'AIPA, ha telefonato qualche volta e che le risposte gli hanno dato? E mi dicono che hanno fatto la segnalazione e basta. La segnalazione a chi? Ai superiori, perché lei è un call center. Ah, ho capito. Quindi diciamo, ma ha parlato anche con l'amministrazione comunale di questo problema? Sì, ma ho parlato e loro mi hanno detto che devono andare all'AICA. Dipende tutto dall'AICA. Però io so che l'AICA c'è pure il comune di Porto Empedocle. Ok, quindi facciamo un appello, vediamo, ai signori dirigenti dell'AICA a prendere in considerazione questa sua protesta in via Siracusa 2. In via Siracusa 2 a Porto Empedocle.